Vicepresidente Bolsonaro, è stata presentata oggi la campagna di promoturismo sull'accoglienza turistica. Lei ha parlato di una piccola grande rivoluzione. Sì, una piccola grande rivoluzione perché si è trattato di ragionare su chi sono veramente le prime persone che ricevono gli ospiti in Friuli Venezia Giulia. E le prime persone sono il tassista che li aspetta fuori dall'aeroporto o fuori dalla stazione, li porta a destinazione, l'edicolante a cui si va ad acquistare una rivista, il bagnino in spiaggia, insomma le persone che per prime interloquiscono. Prima ancora della persona che li riceve in albergo, ad esempio. Allora questo, riuscire ad avere un'interlocuzione con loro, fare una formazione che gli permetta di dare anche una modalità uniforme in tutta la regione di risposte e anche sfruttare la loro competenza, perché un tassista ha una competenza enorme, conosce la città, conosce il territorio, conosce gli usi, i costumi di quel territorio. Allora se quel tassista diventa una parte dell'offerta turistica della regione è un vantaggio per tutti noi, per la nostra comunità. Io penso che un tassista sia realmente una delle persone che riesce a dare le maggiori informazioni a una persona che viene, a un ospite che viene nella nostra regione. Da qui l'idea di fare dei corsi di formazione e quindi la capacità di avere dalla nostra parte in questa offerta anche il mondo imprenditoriale. Tutto questo in un contesto in cui, in attesa di certificare i dati, però i dati del turismo 2016 di quest'estate sono molto buoni per il Friuli Venezia Giulia. Sì, sono molto buoni, diciamo da inizio anno, i numeri li daremo ovviamente a fine agosto, possiamo già dire che fino a maggio sono stati numeri che si avvicinano a un più 8%, 8-9%. Giugno ha avuto una difficoltà oggettiva per i primi 20 giorni perché le condizioni climatiche sono state quelle che sono state, luglio invece molto bene e le attese per agosto sono altrettanto buone. Naturalmente parliamo di presenze in strutture ricettive, quindi alberghi, campeggi, bed and breakfast, cioè rilevabili da un punto di vista statistico. Parliamo esattamente di questo, perché altrimenti facciamo un po' di confusione. Su questi numeri il dato è positivo. Noi nel 2013 avevamo ereditato un turismo con un segno meno, oggi dopo 3 anni di grande lavoro abbiamo un turismo che nei 2 anni passati, nelle due annualità passate invece dà segni più molto significativi e che si stanno quasi avvicinando alla doppia cifra. Rosita Orzan Bagnina è uno dei testimoni di questa campagna di promoturismo. Che cosa vi chiedono i turisti? Quali sono le prime informazioni, l'aiuto che potete dare loro per orientarsi meglio? Abbiamo tantissimi tipi di turisti, quindi ognuno ha delle esigenze diverse e noi dobbiamo dare di tutte le informazioni riguardanti sia la sicurezza sia il territorio. Tipo i locali notturni, locali di tutti i generi e quindi questi turisti si appoggiano sulla nostra conoscenza ed è importante che tutti noi conosciamo benissimo il territorio in cui dobbiamo lavorare in modo tale da rendere la vacanza del turista migliore. Un altro testimone della campagna di promoturismo è Paolo Bencic, che è tassista a Trieste e nella sua lunga esperienza quali sono le informazioni che vi sono richieste da chi arriva in questa città in Friuli Venezia Giulia? Beh, diciamo che noi, come l'ha detto prima l'assessore, siamo forse i primi che hanno il contatto col turista che arriva a Trieste perché scende dal treno, scende dall'aereo e il turista cerca da noi la curiosità e le cose che non trova nelle guide, pertanto non so, il ristorantino di nicchia o il locale dove andare a passare la serata o cosa si può fare magari con i bambini, dove si possono portare. Il turista viene già preparato a Trieste, come penso in tutto il mondo, perché con internet trova notizie dappertutto, però trova le classiche notizie da cliché che trova nelle guide. Da noi cerca appunto la particolarità, la curiosità.